e anche riscoprire la bellezza di quello che siamo. Un popolo che vuole partecipare e contribuire alla crescita della città, alla crescita di questo mondo, ma anche nel nome del Signore. 5 giorni di confronti, dibattiti e riflessioni. Trieste è pronta alla 50ª settimana sociale dei cattolici. Domani la cerimonia di apertura con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sul palco di Piazza Unità. Papa Francesco concluderà la 50ª edizione dell'appuntamento domenica con la messa solenne celebrata su quel palco di oltre 60 metri. Al cuore della democrazia per avvicinarsi ai più bisognosi e per far luce sui grandi temi. Tanti gli eventi in programma. Tra le persone che incontreranno in forma privata Papa Francesco ci saranno anche le 2 sorelline palestinesi venute da Gaza e la loro mamma. Sono la piccola Maya, che in realtà è nata a Trieste il 1° maggio scorso, e la sorellina di 4 anni affetta da una gravissima patologia. Abbiamo dei valori forti da condividere, con i quali camminare insieme. Sono esperienze che ci vogliono portare a camminare, a costruire, a partire anche da un riconoscere, sì certo siamo contenti, viene Mattarella, viene il Papa Francesco, però pensare che Dio è sempre con noi e tante volte ce lo dimentichiamo, ed è anche nei nostri fratelli, in quelli più vulnerabili, in quelli più fragili, partecipare a riscoprire anche un mondo un po' più bello che è quello che Dio ci affida, e vogliamo costruirlo, e insieme con tutti, non in contrapposizioni sterili che talvolta sanno tanto di ideologie ma che stanno stancando le persone, vediamo la disaffezione, e invece guardare alle persone concrete, anche ai loro problemi, alle loro ferite, e cercare uno stile nostro, anche di cristiani, anche di chiesa. Per la città di Trieste, per l'intera nostra regione, questa è una manifestazione davvero importante che consente di avere una ribalta nazionale. Tra l'altro, al cuore della democrazia è anche una grande occasione per riflettere, per ragionare, per elaborare delle idee per il futuro, e quindi non c'è solo la ribalta nazionale che il Presidente della Repubblica e il Santo Padre regalano a questa città, ma c'è davvero una grande opportunità per tutti di poter riflettere, ragionare, confrontarsi in una visione pluralista della società ed elaborare delle idee per il futuro. Riprendere la cara vecchia abitudine a ragionare.